Buongiorno dal TG2, in apertura alla pagina ucraina. È ancora forte ovviamente lo sdegno per le esecuzioni sommarie e le atrocità compiute a Bucha. Questa è stata un'altra notte di bombardamenti intanto a Odessa e Mykolaiv. Il presidente Zelensky accusa Mosca e parla di genocidio. Allora facciamo il punto con Daniele Petraroli. Le immagini che arrivano da Bucha e dintorni sono letteralmente agghiaccianti. I soldati russi in ritirata dai villaggi intorno a Kiev si sono lasciati alle spalle un orrore che lascia sgomenti. Decine i corpi nelle fosse comuni, altrettanti quelli lungo le strade. Un sacchetto in testa, le mani dietro la schiena, fucilati sul posto e abbandonati lì, forse come monito per gli abitanti della città o per i militari ucraini che sono arrivati poco dopo la partenza dei tank di Mosca. Nelle prime testimonianze raccolte si parla anche di stupri e violenze di ogni genere. I cadaveri recuperati al momento sono 410, ma il numero è destinato a crescere. Il massacro di Bucha sciocca il mondo e peserà anche sui negoziati di pace. Zelensky accusa i russi di essere assassini, torturatori e stupratori e invita le loro madri a guardare i crimini dei figli. Questo è genocidio, l'eliminazione dell'intera nazione e del popolo. In Ucraina ci sono più di 100 nazionalità. Questo è lo sterminio di tutte queste nazionalità. L'offensiva di Mosca intanto prosegue a sud e a est. I missili piovono su Odessa e Mykolaiv. Esplosioni sono state udite anche a Kherson, sotto il controllo russo. In furia ancora la battaglia nel centro di Mariupol, con i soldati del battaglione Azov che resistono ancora all'avanzata. Secondo fonti ucraine, il Cremlino sarebbe pronto a richiamare 60.000 riservisti per dare la spallata definitiva ai difensori. Aperti alcuni corridoi umanitari anche da Mariupol. Secondo l'ONU, in oltre un mese di guerra sono 1.417 civili uccisi, tra cui 59 bambini. Una stima probabilmente a ribasso. E dopo il ritiro delle truppe di